Di nuovo buon pomeriggio dall'Annunziata di Castiadas, squadre che stanno entrando sul terreno di gioco. Il Castiadas ospita l'Ilva Maddalena in casacca a strisce verticali bianco e celesti, maglia verde con pantaloncini bianchi e calzettoni verdi per il Castiadas. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni scelte dai due allenatori. Partiamo dall'Ilva Maddalena che scende in campo con Marzeddu in porta, quindi Spagnolo, il capitano, Fusco, Oluvalogbon, Di Gennaro, Dombrovoschi, Masi, Spina, Orecchioni, Siazzu e Salvini di punta. In panchina Dante, Volante. In panchina due giocatori importanti anche nel Castiadas, ovvero Sias e Festa. Castiadas che scende in campo con Deliperi in porta, quindi Pinna, Mura e Carboni, Aramu, Vita e Cordedu, Carrus, Borrozzu, Alberto Usai e Manuel Porru. Ovviamente in regia Davide Carrus per il Castiadas, con Antonio Borrozzu che per la prima volta in questa stagione parte dal primo minuto. È ovviamente uno dei pezzi pregiati del robustissimo calciomercato condotto dal Castiadas, una formazione che ha giocatori di categoria superiore, davvero una squadra che è probabilmente la principale candidata alla promozione diretta in Serie D, assieme a quel Tortolì che una settimana fa ha vinto al Pietro Secci di La Maddalena per 1-0 con un gol di Placentino, ma dopo aver sofferto tantissimo contro i maddalenini di mister Acciario. Il tecnico del Castiadas è, come noto, Graziano Mannu che l'anno scorso avevamo visto e conosciuto ovviamente al Ghilarza. Il Castiadas deve vincere per dare una prima accelerata al suo campionato dopo un inizio di stagione che è stato leggermente al di sotto delle sue aspettative, delle aspettative degli addetti ai lavori e dei suoi tifosi. Ilva Maddalena con 3 punti per effetto della vittoria ottenuta alla seconda giornata in casa contro la Cosmoto Monastiri. Il debutto del Castiadas era stato il Castiadas aveva giocato a Tergu pareggiando 0-0 la prima giornata di campionato e poi aveva battuto il Taloro per 2-1 e reduce dal pareggio comunque importante in casa di un'altra formazione di livello come il Budoni di Raffaele Cerbone. Il fischio e si parte, dunque comincia il match qui all'Annunziata di Castiadas. Arbitra Diego Peloso di Nichelino, gli assistenti sono Luigi Satta e Giacomo Sanna di Cagliari. Fischietto piemontese dunque per questa sfida del campionato di eccellenza giunto alla quarta giornata. Domenica prossima Castiadas di scena a Orroli in casa dell'Orrolese. L'Ilva invece ospiterà il Valledoria che in questo momento, prima di questa giornata, è una delle 3 squadre a quota 0 punti in classifica. Le altre 2 sono Ferrini e Bosa. Tra poco daremo lo sguardo anche al resto del programma di questa giornata. Ilva Maddalena che ha giocato il primo pallone del match e si riversa in attacco con il giro palla che adesso diventa un pochino farraginoso. Arriva il recupero della sfera da parte del Castiadas, si prova a lanciare in contropiede Alberto Usai che però viene fermato in fallo laterale. Alberto Usai che è ritornato quest'anno al Castiadas dopo essere stato un grande protagonista della promozione in Serie D, appunto della formazione del Sarrabus. L'anno scorso altra promozione per lui, dalla promozione all'eccellenza con la maglia dell'Orrolese, e adesso invece il ritorno al Castiadas con la squadra del presidente Pio che non si è assolutamente nascosta in estate e ha dunque puntato su giocatori di comprovata esperienza, di comprovata qualità per cercare il salto di categoria, l'immediato ritorno in quella quarta serie che l'anno scorso aveva lasciato al play-out perdendo contro il Lanusei. Manca la cosa più importante adesso in campo, ovvero il pallone, quindi non si può giocare. Arriva scagliato dalla panchina del Castiadas e allora si potrà ripartire con il calcio di punizione che verrà battuto dal portiere Mattia Marzeddu, protagonista di una grande prestazione una settimana fa contro il Tortolì. Bisogna rettificare la posizione di battuta. Marzeddu infatti andrà a battere, aveva lasciato l'incombenza dei suoi compagni di difesa, ma poi, essendo arretrato il punto di battuta, ha mandato
lui la palla direttamente sulle braccia del collega Simone De Liperi, che poi con un lungo rinvio di piede manda subito il Castiadas in zona d'attacco. La palla sulla destra per il cross di Cordedu, palla sul secondo palo, prova a controllarla in qualche modo Manuel Porru, non riesce però a rimanere in area di rigore, deve destreggiarsi sulla fascia sinistra, prova ad andare via in dribbling contro due, in particolare contro Spagnolo e contro Masi, che riescono a fermarlo. Ora Masi ha il problema di liberare, riesce a scaricare all'indietro e poi la palla ancora recapitata dalle parti della difesa bianco-verde. C'è l'intervento in gioco pericoloso da parte di Oluwalogbon e il calcio di punizione per il Castiadas, che dopo una primissima parte di gara in cui ha difeso gli attacchi dell'Ilva Maddalena, adesso sta cercando di occupare con una certa continuità la metacampo maddalenina. Fermato ancora sulla destra il tentativo di Alberto Usai, poi però il cross è tra le braccia di Mattia Marzeddu e prova a sganciarsi adesso l'Ilva, la palla in profondità per Matteo Spina, che riesce a liberarsi, poi va a mettere in mezzo questo pallone, la palla messa fuori, quindi Carrus, il capitano del Castiadas, ad appoggiare di testa, poi a controllare la sfera, riesce a liberarsi. Davide Carrus, giocatore che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, una vita tra Serie A, B e Lega Pro, e adesso il matrimonio con il Castiadas, arrivato a ridosso dell'inizio del campionato. Davide Carrus, grande centrocampista centrale che dopo i primi anni di carriera con la maglia del Cagliari è andato in giro un po' per l'Italia, Ancona, Bologna, tra le altre Frosinone, insomma una lunghissima esperienza nel calcio professionistico per lui, che adesso ha scelto di tornare a casa, di pensare anche alla famiglia, ma comunque continuare a giocare a calcio, e contribuisce dunque a far crescere il livello di questo Castiadas. Carrus che apre il gioco sulla sinistra, quindi sale Spagnolo, prova ad intervenire il numero 2 dell'Ilva, riesce a chiudere all'indietro la difesa, prova sempre a giocare la palla il Castiadas, la palla all'indietro e poi scagliata in profondità da Jonathan Vita che abbiamo visto all'opera con il Giviborgo 2 anni fa, proprio su questo campo, quando i toscani eliminarono il Castiadas dal primo turno del playoff per salire in Serie D. Poi entrambe le squadre comunque sarebbero salite in quarta serie. Attenzione a Alberto Usai sulla tre quarti, non riesce a liberarsi, c'è però il fallo e allora la batte subito con il calcio di punizione in avanti Mirko Carboni. La palla sulla destra molto invitante per la discesa di Cordedu, il cross, il colpo di testa da parte di Borrozzu, che si avvita disturbato da Spagnolo al centro dell'area. Protesta Borrozzu con il direttore di gara chiedendo un intervento irregolare da parte del capitano dell'Ilva. Non c'è però l'intervento dell'arbitro e la palla dunque scorre via sul fondo. Primo sussulto, prima conclusione da parte del Castiadas. Io vi ricordo che per vedere in presa diretta qualsiasi azione che appunto volete rivedere, potete tornare indietro con il cursore e quindi gestirvi autonomamente la vostra personalissima moviola. Anche in questo caso avrete dunque la possibilità di vedere se effettivamente ai danni di Borrozzu ci fosse l'intervento irregolare. Così non ha ritenuto il direttore di gara Diego Peloso, che dunque ha lasciato correre e ha permesso all'Ilva di ripartire. 0-0 il punteggio, si gioca da 6 minuti, poco più. Castiadas che ha 5 punti in classifica, ottava posizione, classifica comandata dal Tortolì a punteggio pieno con 9 punti. Alle sue spalle ci sono Budoni, Tergu e Calangianus con 7, quindi Taloro, Tonara e Ghilarza con 6. Il Castiadas ha 5 punti, 3 come detto l'Ilva Maddalena, pari punti a Cosmoto, La Palma e Orrolese. Castiadas che ha in questo momento il netto predominio territoriale, la palla in profondità per Borrozzu, reduce da 2 anni estremamente positivi con l'Atletico Uri. Campionato quello di eccellenza che vede tantissimi giocatori di
grande esperienza di alto livello, con una carriera molto importante a livello regionale e non solo, basti pensare a quel Gianluca Siazzu, numero 10 della l'Ilva Maddalena, lì al centro dell'attacco, oggi in coppia con Matteo Salvini, che è un giocatore che abbiamo visto negli ultimi anni fare molto molto bene con la maglia del Budoni in Serie D, e per lui quest'anno esperienza in eccellenza con l'Ilva Maddalena, eccellenza dove era retrocesso l'anno scorso con il Budoni. Attenzione perché si distende l'Ilva, la palla aperta a sinistra per Siazzu che ha un po' di spazio con il mancino, il suo un tiro cross, Deliperi l'aspetta lì e blocca senza problemi l'esperto portiere sassarese. Troppo lungo il rinvio da parte di Deliperi, si è girato verso il suo portiere anche Carrus a dirgli aspetta, non buttare la palla avanti in questo modo. Rumorosissima e molto colorita la colonia di tifosi maddalenini che hanno seguito la squadra qui nel sud-est della Sardegna. Ovviamente il nostro saluto va a tutti coloro i quali ci stanno seguendo dalla Maddalena in diretta esclusiva, grazie al pacchetto offerto dalla nostra web tv. Attenzione perché Castiadas è in avanti, prova a chiudere all'indietro il palo e poi la porta è vuota e c'è il vantaggio del Castiadas, vantaggio della formazione di casa. Non abbiamo visto chi ha ribadito in rete il pallone, c'è stata una mezza dormita da parte della difesa dell'Ilva Maddalena. È arrivato di gran carriera Cordeddu a anticipare Marzeddu, palo colpito e poi però è arrivato il gol facile facile a ribadire in rete, gol che dovrebbe essere stato di Cordeddu, se non ho visto male. Attenzione a Salvini, subito l'Ilva a provare a reagire, arriva sulla destra molto bene Masi che cerca di effettuare il cross, 2 volte viene chiuso, quindi poi l'ultimo tocco è da parte di Mirko Carboni che manda la palla in calcio d'angolo affidato a Gianluca Siazzu, pronto a mettere in mezzo la sfera. Attenzione alla sinistro, palla che rientra, il colpo di testa e il pareggio subito di Matteo Salvini, pareggio dell'Ilva, immediato, tagliato il cross da parte di Siazzu, uscita così così da parte di Deliperi, difesa del Castiadas assolutamente disattenta e Salvini di testa, non perdona, porta praticamente vuota, botta e risposta subito 1-1 quando sono passati appena 10 minuti di partita. La partita si è incendiata ma era stata direi immediatamente divertente con diversi sussulti, è durato davvero pochissimo il vantaggio del Castiadas. Salvini si è fatto trovare in area di rigore, sempre educatissimo il mancino di Gianluca Siazzu al centro dell'area piccola e attenzione a questo pallone che viene calciato direttamente dalla calcio d'inizio, per poco Marzeddu non capitola, in realtà poi il portiere oggi in completo giallo ha controllato bene l'uscita della sfera, la palla rilanciata dall'estremo difensore ex Arzachena, interviene molto bene in contenimento Cordeddu, fa ripartire il Castiadas, poi la palla aperta a sinistra per il tentativo di inserimento di Manuel Porru, palla però troppo lunga per lui, per il numero 11 della formazione di casa. E dunque il Maddalena che ha davvero trovato subito il pareggio, molto molto importante, rimettere subito in carreggiata il match, perché insomma in trasferta sul campo di una formazione sulla carta più forte, andare sotto dopo meno di 10 minuti poteva essere deleterio, e invece difesa del Castiadas abbastanza pigra. Deliperi ha anche protestato in occasione del pareggio, ha chiesto sia all'arbitro sia all'assistente di ravvisare una spinta ai suoi danni, ma insomma non ci è sembrato
particolarmente irregolare la condotta di Salvini, che poi appunto dopo il mancato intervento di Deliperi ha avuto buon gioco nel depositare in porta il gol dell'1-1. Gioca da 12 minuti, manovra da dietro adesso il club ospite con Di Gennaro, la palla giocata da Spina, attenzione perché perde palla in mezzo al campo l'Ilva, poi deve lanciare Di Gennaro un po' lunga, adesso l'Ilva, occhio al pressing ai danni di Vita da parte di Meloni, da parte di Salvini scusate, e poi Siazzu che va a guadagnare la rimessa laterale in zona d'attacco. Salvini tocca per Oluvalogbon, poi fuori per Spina che cerca il sinistro, palla colpita male di esterno, tiro sballato dal numero 8. Riparte da dietro il Castiadas, dicevamo incessante il sostegno dei tifosi maddalenini, davvero nutrita la rappresentanza che occupa il settore ospiti qui all'Annunziata di Castiadas. E rilancio da parte di Marzeddu, colpo di testa di Vita, ancora il tocco di Oluvalogbon, poi di testa c'è l'intervento di Pinna, quindi si cerca ancora di andare in profondità, centrocampo che viene spesso saltato dalle due squadre a cercare le punte, Usai e Borrozzu per il Castiada, Salvini e Siazzu per l'Ilva Maddalena. Gol del Castiadas che è arrivato proprio su un lancio in profondità con il portiere anticipato e il palo, e quindi Usai a ribadire in porta. C'è fuorigioco adesso da parte di Siazzu, netto la posizione irregolare. Qui Masi non ha avuto la freddezza di aspettare, perché il proprio compagno era andato ormai oltre la linea difensiva. Preciso qui il lancio di Deliperi, però l'intervento da parte di Fusco, classe 98 Fusco. Da segnalare come in panchina ci siano ben 5 giocatori fuori quota per l'Ilva Maddalena, ce ne sono 4 per il Castiadas, assieme a 3 giocatori che sarebbero titolari probabilmente in tutte le altre squadre del campionato di eccellenza, ma anche in diverse squadre del campionato di Serie D, ovvero Umberto Festa, Christian Sias e Yaoub Idrissi. Tutti tasselli inseriti quest'estate dal Castiadas di Graziano Mannu. Mette direttamente in fallo laterale Vita. Carrus, Usai esce dal pressing, va ancora Carrus, a cercare sulla sinistra Manuel Porru, ha capito tutto però Spagnolo e interrompe questa trama, e manovra da dietro adesso l'Ilva, il lancio di Dombrovskis. Siazzu non può controllare questa palla, Vita, Carrus osserva sulla destra i propri compagni, c'è Pinna ancora lungolinea per Cordeddu, quindi Usai che gioca tra le linee nel 4-2-3-1 di Manu, 4-4-1-1 della squadra di casa. Attenzione a Salvini che pressa Vita, e poi bravo però l'ex difensore del Giviborgo ad appoggiare all'indietro per Deliperi. 1-1 il punteggio tra Castiadas e Ilva Maddalena. Si gioca da 16 minuti, superato il primo quarto d'ora di questo pomeriggio. Cielo grigio, abbastanza minaccioso, ma per il momento il pericolo di pioggia dovrebbe essere scongiurato. Attenzione al lancio ancora in profondità a cercare Cordeddu, che però non può arrivare su questa palla.
Uno sguardo anche al programma di giornata per questa quarta giornata appunto del campionato di eccellenza. Atletico Uri, Tonara, Bosa Orrolese. Si ripropone dunque una sfida dello scorso campionato di promozione, quindi Ferrini contro Calangianus, Ghilarza Cosmoto, Castiadas Ilva, qui vi stiamo trasmettendo, Tergu Budoni, Tortolita Loro e Valle Doria La Palma Monteorpino. La Palma Monteorpino fresca di grande vittoria proprio sull'Atletico Uri, altra formazione che ha l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista in questo massimo campionato regionale. Borrozzu arriva in contro, prova a fare da sponda di testa la classica giocata di Antonio Borrozzu, il bomber di Orani. Carrus verticale, ancora a cercare il taglio di Cordedo che può arrivare su questa palla, fa però molto bene la diagonale difensiva Dombrovskis e mette la palla fuori. C'è rimessa laterale per il Castiadas. Dombrovskis che ha chiuso molto bene, arrivando di gran carriera su un taglio che Cordedu aveva eseguito bene. Il lancio era ben calibrato. Attenzione a Carrus, passano tutti ovviamente dai piedi del centrocampista di Sinna i palloni del Castiadas, cross insidioso e Marzedo anticipa Borrozzu. Spauracchio Antonio Borrozzu che, come detto, oggi per la prima volta parte dal primo minuto. Cerca di pressare alto il Castiadas, chiama il pressing alto Graziano Manno, c'è il lancio all'indirizzo di Masi e attento Mura e mette la palla in fallo laterale. Attenzione a questo taglio che arriva coi tempi giusti da sinistra da parte di Orecchioni. E qua ha rischiato grossissimo il Castiadas perché Pinna non ha seguito il taglio del numero 9 dell'Ilva, che davvero per pochissimi centimetri non è arrivato su questo pallone, sarebbe trovato di fronte a Deliperic. Adesso fuori gioco di rientro da parte di Siazzu e dunque sfuma l'azione. Entrambe le squadre, quando riparte da dietro la difesa avversaria, cercano di rimanere alte, di pressare, di chiudere gli spazi soprattutto sullo scarico sugli esterni con le ali, e allora costringono a lanciare lungo, come in questo caso all'indirizzo di Borrozzu che chiede un fallo che non arriva. Poi c'è una pallonata che accidentalmente va a colpire Luigi Fusco. C'è anche calcio punizione, evidentemente gioco pericoloso ai danni del terzino sinistro della Lilva, che riparte da dietro. Spagnolo finta e poi porta su questa palla, cerca nello spazio Salvini, c'è Vita, quindi giocano sullo stretto ancora i centrocampisti del Castiadas. Alberto Usai per il momento imbrigliato totalmente nella tre quarti, non è mai riuscito a girarsi, mai riuscito a dare la sua qualità, la sua freschezza. Classe 89 Alberto Usai, anche lui ex giovanili del Cagliari e poi una ormai lunga carriera nel calcio regionale. E proprio lui adesso a incaricarsi di questo calcio di punizione alza dei 30 metri sulla sinistra, probabilmente andrà a mettere la palla direttamente dentro l'area del Castiadas con il suo destro molto molto educato. Palla che arriva all'altezza del secondo palo, colpo di testa, c'è però posizione di fuorigioco da parte di Mirko Carboni. Ilva Maddalena che con Salvini dunque ha segnato il primo gol non siglato da Gianluca Siazzu, perché entrambe le reti fino a questo momento segnate dall'Ilva erano state proprio dell'ex giocatore dell'Olbia. 2 reti per Siazzu in questo campionato, una per Salvini, 3 totali per l'Ilva Maddalena. Per quanto riguarda invece il Castiadas ci sono 3 reti totali: Borrozzu, Mura e Porru, gli autori dei gol fino a qui siglati dal Castiadas in questo campionato.
Castiadas che, come detto, aveva pareggiato al debutto in casa del Tergu, poi la vittoria colta loro e il pareggio di una settimana fa al Pincelli di Budoni. 1-1 il risultato in una partita dove entrambe le squadre si sono un po' nascoste, hanno temuto rispettivamente l'avversario e alla fine ne è venuto fuori un pareggio che ha permesso comunque di muovere la classifica. Budoni e Castiadas, che sono due tra le squadre più importanti di questo campionato, due tra le squadre più ambiziose, ma attenzione sempre alle ambizioni anche di qualche outsider che puntualmente ogni anno riesce a emergere. Però è chiaro che il pronostico dice Tortoli e Castiadas a giocarsi la vittoria del campionato, i primi due posti del torneo. Vita, apertura a sinistra per Michael Mura. L'ultimo tocco è di Masi e se fallo laterale per il Castiadas. Borrozzu viene anticipato per il momento davvero a prova della difesa, a parte la disattenzione in occasione del gol, ma Castiadas che sta facendo la partita. Provano l'1-2 adesso Porru e Carrus che ha grandissima mobilità, non rimane stazionario davanti alla difesa ma va in verticale, va a occupare spesso anche la posizione sulla tre quarti, giocatore chiaramente che in questa categoria deve dare un apporto in fase non soltanto di costruzione ma anche di proposta senza palla. Adesso c'è stato il tiro un po' velleitario da parte di Oluvalogbon, che ha cercato il sinistro, la palla però abbondantemente lontana alla destra di Simone Deliperi, che si accinge dunque ad effettuare il rinvio. E si riparte dunque da Vita, punteggio di 1-1 tra Castiadas e Ilva Maddalena. Si gioca da 25 minuti. 1-1 maturato all'altezza del decimo, con un botta e risposta davvero in pochi secondi. Attenzione perché il Castiadas batte in fretta questa punizione. Alberto Usai a tagliare benissimo tutto il campo per Porru, che però non controlla questa sfera. E qui sfuma un'occasione importante per il Castiadas, perché Alberto Usai era riuscito a prendere d'infilata la difesa, aveva cambiato bene il gioco. Porru però non ha avuto l'aggancio felice. Attenzione al Castiadas, ancora proprio Porru che cerca di liberarsi, poi il tocco fuori per il tentativo di Usai, che viene forse agganciato, va a terra, si gioca ancora con Carboni, la palla al limite dell'area, fuori gioco però da parte di Alberto Usai. Attenzione perché sì, infatti c'è calcio di punizione per l'Ilva Maddalena, perché l'assistente aveva sbandierato mentre l'arbitro in un primo momento aveva concesso il calcio di punizione dal limite al Castiadas. Si è già ripartiti però, prova a sganciarsi Salvini, l'intervento di Pinna, l'ultimo tocco di Salvini e dunque rimessa laterale per il numero 2 biancoverde, che poco fa ha fatto arrabbiare moltissimo il suo allenatore per via di quel taglio da parte di Orecchioni, che non era stato seguito. Orecchioni si era trovato a tu per tu con Deliperi, non poteva però arrivare sul taglio troppo lungo da destra. Attenzione al calcio d'angolo con Cordeddu pronto ad effettuare il cross. Sono in 5 nell'area dell'Ilva per quanto riguarda i giocatori biancoverdi, difesa dell'Ilva che però mette fuori l'intervento poi da parte di Carboni, che riesce a stoppare subito il contropiede. Quindi Pinna manovra con Carboni, l'apertura sulla destra per Cordeddu, lancio però troppo lungo. È chiaro il tema tattico da parte di Graziano Mannu, cercare repentinamente il cambio di gioco per muovere l'Ilva, muovere la difesa, muovere tutta la fase difensiva biancoceleste, riuscire a liberare l'uomo sugli esterni. Per il momento però è mancata la precisione
nelle giocate che dovrebbero appunto far recapitare la palla sugli esterni a Cordeddu a destra e Porro a sinistra. Adesso libera la difesa in una zona però dove non ci sono compagni, quindi Spagnolo manovra l'Ilva. Oluvalogbon, apertura ancora a destra, fermato Spina, anche lui ex Arzachena, classe 96. Oluvalogbon, poi Masi, spalle alla porta contro Carboni, esce bene, quindi Spina ancora, anzi Orecchioni, poi Siazzu, la palla sul sinistro, il diagonale da parte di Siazzu, palla fuori, che occasione qua per l'Ilva, che è andata vicinissima al gol del 2-1, mani in faccia per Gianluca Siazzu, che sa ovviamente dall'alto della sua esperienza di aver sciupato una enorme palla gol, soprattutto perché è un'occasione non certo impossibile da concretizzare per lui. Palla sul sinistro, palla che rimbalzava in maniera davvero invitante, ha colpito molto male con il mancino, la palla è terminata lontana dalla porta di Deliperi, che se l'è comunque insomma vista brutta. Rinvio per l'estremo difensore, anche lui ex Chilarza, come il suo allenatore, come Idrissi. Attenzione, siamo già dall'altra parte con Porru, palla direttamente in mezzo, attraversa tutta l'area piccola, la porta era ormai sguarnita, non arriva però nessuno a mettere dentro. Partita che vive di fiammate, un'occasione da una parte, un'occasione dall'altra. È davvero non è sicuramente un match noioso quello al quale stiamo assistendo qui a Castiadas quando ci avviciniamo alla mezz'ora. Risultato di 1-1. Attenzione al break dell'Ilva, che è sempre pericoloso quando si sgancia. Castiadas che non sembra molto solido, non sembra molto compatto nel difendere, nel ripartire, nel tenere le distanze. Formazione ancora molto lunga, quella bianco-verde, che lascia spazio all'Ilva quando riparte. Castiadas che cerca di fare la partita, però non riesce a farlo con continuità e soprattutto dando precisione alle sue giocate in maniera sistematica. Anche adesso c'è il tocco in profondità per Cordeddu, un po' di nervosismo anche nelle facce dei giocatori del Castiadas. Abbiamo visto adesso Usai che dopo aver portato palla ha scaricato per Porru. Borrozzu scarica all'indietro. Cordeddu nello stretto cerca di andare via con una grande giocata, trova molto bene Pinna, che però è in posizione di fuorigioco. Si era liberato bene Pinna, arrivando quasi all'altezza della bandierina. Il tocco però di Cordeddu arriva quando Pinna era in posizione di offside e sfuma dunque questa azione del Castiadas. Spunta anche il sole adesso in mezzo alle nuvole dense qui nel Sarrabus. Occhio perché c'è l'Ilva in attacco, la palla con Salvini che da qualche minuto sta giocando sulla fascia sinistra. Ancora Salvini cerca lo spazio, la palla dentro per Spina, il tocco e palla fuori. Era tutto regolare, chiedevano un intervento falloso, un intervento da parte soprattutto del guardaline, i difensori del Castiadas, ma era tutto regolare. Ilva che ancora una volta quando si sgancia continua a rendersi molto molto pericoloso. Dicevamo di Salvini che sta trovando spazio soprattutto a sinistra, adesso è ritornato a destra, ma negli ultimi minuti abbiamo visto ripartire sulla fascia mancina con Siazzu che occupa stabilmente la posizione di centravanti. E difesa che per il momento non riesce a tenere con Salvini e Siazzu, che sono ovviamente coppia d'attacco estremamente pericolosa in questo campionato. Calcio di punizione adesso, se ne incarica Davide Carrus, mentre prima era stato Alberto Usai a battere. Alberto Usai che va a prendere posto al limite, il pallone che rimbalza proprio al limite dell'area di rigore, viene anticipato Cordeddu, quindi Carboni non riesce a controllare, palla che danza impazzita a metà campo, poi
Oluvalogbon riesce a uscire, la palla a sinistra ancora per Orecchioni, che non trova il modo di entrarne in possesso e alla fine commette fallo ai danni di Cordeddu. Carboni, quindi Porru in posizione di trequartista, l'apertura a destra bene per Alberto Usai, controlla, mette in mezzo per Borrozzu che di testa manda la palla alta. Altra opportunità per il Castiadas con Antonio Borrozzu, gran cross di Alberto Usai, tutto bene per il Castiadas. Borrozzu sul secondo palo non è riuscito a mandare la palla in porta, grande occasione qua soprattutto perché è capitata sulla testa di Antonio Borrozzu. Partita, come detto, che sta sicuramente divertendo, magari non sta dando risposte positive in maniera assoluta ai due allenatori, perché stiamo vedendo comunque due squadre abbastanza sfilacciate, una partita che va davvero a fiammate. Comunque insomma, chi guarda dall'esterno sicuramente si sta divertendo. Entrambe le squadre dimostrano di poter andare in porta con una certa facilità, come in questo momento quando il Castiadas apre sulla destra, riesce a tenerla viva a Cordeddu sul tocco di Usai, il cross di Cordeddu, palla sul secondo palo, salta Borrozzu, c'è la palla che dovrebbe essere uscita sul cross di Cordeddu. Era andato a saltare ancora una volta sul secondo palo Borrozzu. La palla dentro per Siazzu che gira di sinistro e para Deli Peri. Abbiamo detto, insomma, Ilva sempre pericoloso quando con davvero grande essenzialità va a cercare i propri attaccanti. Ancora una volta il cross, Siazzu non è riuscito a dare forza alla sua girata, stavolta ha inquadrato la porta, ha parato Deli Peri. Il taglio a cercare ancora a sinistra Salvini, ancora a cercarsi quella posizione, a cercare il duello con Pinna. Salvini, la parata di Deli Peri, ancora pericoloso l'Ilva, poi il rilancio che sbatte su Oluvalogbon e termina sul fondo. Ancora una volta il Castiadas vicino alla capitolazione, ma l'avevamo detto in precedenza, quando Salvini si allarga a sinistra crea grossi problemi alla difesa di casa perché Pinna non riesce a tenerlo e in questo caso è andato a mettersi in proprio Salvini, destro indirizzato sul secondo palo, attento Deli Peri a respingere, poi la difesa in qualche modo si è salvata, ma Ilva che sta piacendo davvero tanto anche quest'oggi, l'abbiamo detto una settimana fa, una partita brillante, quella dei ragazzi di Acciaro che hanno perso immeritatamente contro il Tortolì, un gol di Placentino. Da Tortolì, altra squadra con giocatori di categoria superiore, ma l'Ilva, come ha detto poi nella disamina del post partita il tecnico dell'Ilva, avrebbe forse avuto anche il pareggio ad andargli stretto e alla fine invece ha raccolto 0 punti, quindi Ilva che oggi è arrivato nel Sarrabus con voglia di riprendersi quello che non aveva ottenuto una settimana fa. È chiaro che però l'avversario oggi si chiama Castiadas, è un avversario molto molto importante, ma per il momento la partita è stata assolutamente sui binari dell'equilibrio. Uno schiaffo dato dal Castiadas, subito restituito dall'Ilva con il gol di Matteo Salvini. E intanto siamo già dall'altra parte con il calcio d'angolo che verrà battuto da Cordeddu. Battuta in mezzo, palla che sfila e poi c'è il gol di Borrozzu che arriva sul secondo palo e porta in vantaggio nuovamente il Castiadas. Palla spizzata all'altezza del primo palo da Vita e poi a porta vuota, un altro gol a porta vuota per il Castiadas con Antonio Borrozzu che firma il secondo gol stagionale. E dunque proprio dopo aver corso un grosso pericolo arriva il gol, ma è chiaro che le grandi squadre, le squadre con giocatori di questo livello, poi in qualsiasi momento hanno la possibilità di girare l'inerzia ed è successo così. E vedremo se il Castiadas, dopo aver ritrovato il vantaggio, avrà la forza di scrollarsi di dosso un po' di pressione e portare avanti il match
Vedremo anche se l'Ilva continuerà ad avere la personalità per rispondere colpo su colpo al Castiadas. Ancora Usai va a giocare con il doppio sombrero, poi però c'è l'ottimo intervento da parte di Spagnolo, si apre sulla destra Siazzu che chiama palla un po' arretrata per Siazzu che gioca all'indietro per Masi, deve ripartire ancora dalla difesa il club biancoceleste. Taglio che viene però stavolta letto bene da Pinna, poi in anticipo c'è Spina, il colpo di tacco di Orecchioni che non va a buon fine, lancio in profondità a cercare Borrozzo, salta di testa Di Gennaro, quindi Oluvalogbon battuto nel duello aereo da Carboni, poi però Oluvalogbon esce vincitore, grande sostanza per il numero 4 dell'Ilva e si riparte da dietro con Marzeddu che tocca ora per Dombrovskis, quindi Spagnolo fermato in fallo laterale, il terzino destro è capitano dell'Ilva. 2-1 dunque il punteggio quando si gioca da 37 minuti. Salvini, ancora Salvini, posizione di trequartista, il tocco in verticale a cercare il taglio di Masi, fa buona guardia però Mura. Oluvalogbon, quindi ancora Spina, Salvini cerca Siazzu, chiusa la linea di passaggio, palla in verticale, posizione regolare per Siazzu che prova a destreggiarsi, Siazzu ha il problema di girarsi, Siazzu, il tocco buono per Orecchioni del pareggio dell'Ilva, e l'avevamo detto, l'Ilva riesce sempre a rispondere colpo su colpo alle situazioni, non c'è posizione di fuorigioco, siamo in linea con l'azione, eravamo in linea con lo svolgimento dell'azione, ci sentiamo di dire che la posizione era regolare sia da parte di Siazzu sia da parte di Orecchioni, ma insomma il direttore di gara e gli assistenti non hanno visto irregolarità. Vibranti in questo caso le proteste da parte del portiere del Castiadas, è arrivato davvero subito il pareggio dell'Ilva e insomma eravamo stati buoni profeti, perché l'Ilva sta dimostrando di riuscire a rispondere sempre alle iniziative del Castiadas, e allora botta e risposta due volte, come in occasione dell'1-0 era arrivato subito il pareggio di Salvini, stavolta è arrivato il pareggio di Orecchioni, e un gol che è arrivato ancora dalle parti del terzino destro Pinna. Attenzione perché siamo già dall'altra parte col Castiadas, tocco in mezzo, stavolta Marzeddu fa buona guardia. Partita davvero spettacolare, 2-2. Entriamo negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo che davvero ha regalato tantissime emozioni, 4 gol, almeno altrettante palle gol, 2 per parte, insomma sono due squadre che se le stanno dando di santa ragione. Adesso ovviamente gli animi si scaldano perché il Castiadas si sente danneggiato dal non fischio del direttore di gara nell'occasione del 2-2, ma ripetiamo, l'azione è stata abbastanza rapida e convulsa, ma non abbiamo visto posizione irregolare né da parte di Siazzu sul primo passaggio né da parte di Orecchioni sul tocco di Siazzu, che è stato bravissimo ancora una volta a controllare col mancino al centro dell'area di rigore, aspettare l'intervento del compagno col numero 9 e servirlo sulla corsa poi per permettergli di battere sull'uscita Deliperi. Adesso è rimasta a terra Mura, il terzino sinistro del Castiadas, toccato duro, non c'è l'intervento del direttore di gara con i cartellini, calcio di punizione che batte Jonathan Vita. Salta Borrozzo, poi abbiamo visto il tocco di mano, stavolta piuttosto evidente da parte di Di Gennaro, non fischia ancora l'arbitro che lascia correre, poi la verticalizzazione per Salvini, riparte l'Ilva, il tocco in profondità sbagliato per Siazzu, era una grande occasione questa per l'Ilva. Siazzu chiede al compagno di essere servito nello spazio, invece la palla gli era stata data addosso e Siazzu si rammarica perché aveva assaporato la possibilità di andare in porta, visto che ormai la difesa era rimasta molto alta. Davvero comunque un piacere di vedere giocare l'Ilva con grande personalità, un gioco molto essenziale, però in mezzo al campo c'è Oluvalogbon che fa tanto filtro, e poi Orecchioni, Spina e Salvini al servizio di Siazzu sono un pericolo costante per la difesa del Castiadas, che sta soffrendo soprattutto a destra, dove Pinna per il momento ha quasi mai trovato le misure all'avversario diretto. Spesso è stato Salvini, ma anche Orecchioni
da quella parte hanno messo in difficoltà il numero 2 del Castiadas, che adesso riceve da Carrus, poi si ferma Pinna, vuole ripartire con calma, quindi Carboni a cercare subito il passaggio per Borrozzu in profondità. Borrozzu però era venuto incontro e quindi la palla è arrivata facilmente tra le braccia di Marzeddu, già ripartito l'Ilva, lancia a cercare Salvini, esce Vita, quindi controlla Carboni, poi in caduta riesce a trovare Carrus, grande sventagliata sulla destra per Cordeddu, cerca il tocco a seguire il numero 7 del Castiadas, è arrivato già Carrus, ancora Cordeddu, l'intervento in tackle deciso in mettere in pallone in fallo laterale da parte di Diego Di Gennaro, numero 5 dell'Ilva. Attenzione a Borrozzu, Di Gennaro interviene e riparte con Orecchioni, quindi Oluvalogbon a cercare Salvini, ha letto tutto però la difesa bianco-verde e Marzeddu blocca la sfera. Già subito si rilancia, sembra di giocare a ping pong, stavolta c'è il fuorigioco da parte di Siatsu, che non è d'accordissimo con la chiamata del guardaline, mentre ovviamente in casa Castiadas hanno gridato a chiamare l'attenzione del primo assistente, signor Satta. Un paio di minuti all'intervallo, vedremo se il direttore di gara, il signor Peloso di Nichelino, andrà a comandare minuti di recupero. Ci avviciniamo all'intervallo dopo un primo tempo scoppiettante, due pari, due botte e risposta tra Castiadas e Ilva, sempre il Castiadas in vantaggio con Usai e Borrozzu, con 2 gol a ribadire in porta, a porta vuota da pochi passi. Le risposte di Salvini per l'1-1 e Orecchioni per il 2 pari, davvero dopo pochi secondi dalla rete del Castiadas, segno che l'Ilva è formazione viva, è formazione di personalità, lo avevamo già ammirato una settimana fa e oggi su un campo complicatissimo, probabilmente il più difficile assieme a quello del Tortolì, sta dando una grande prova delle sue qualità. Attenzione perché l'Ilva è ancora pericoloso sulla sinistra, ancora una volta, stavolta si era sganciato molto bene Luigi Fusco, classe 98, blocca Deli Peri, si riparte da Usai che svaria su tutto il fronte d'attacco, su tutta la tre quarti. Carrus fermato, riparte solo per un attimo Fusco, ancora Carrus torna in possesso della sfera, quindi Carboni a sinistra per Porru, aspetta la sovrapposizione del compagno, poi la palla in area di rigore, c'è il vantaggio, no, c'è posizione di fuorigioco da parte di Usai, stava esultando Alberto Usai, fermato, aveva controllato molto bene, ha battuto col mancino, non è d'accordo con la chiamata della terna arbitrale il numero 10 del Castiadas, si resta sul 2-2. Marzeddu rischia qualcosa, poi apre per Spagnolo, ancora osserva il piazzamento dei compagni. Spagnolo decide di portare palla, poi va a terra, c'è il fallo da parte di Carboni che era uscito in marcatura e si va al riposo. Fischia dunque il direttore di gara, punteggio sul 2-2 dopo i primi 45 minuti di partita. Ai gol di Usai e Borrozzu ha risposto per l'1-1 Salvini, per il 2-2 Orecchioni. Un bel primo tempo davvero con tante opportunità, qualche polemica soprattutto da parte del Castiadas che chiedeva una posizione di fuorigioco in occasione del pareggio, ma insomma è un primo tempo che si chiude in parità e che lascia pensare che anche il secondo possa regalare davvero tante emozioni. Ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo ovviamente in diretta su directasport.it per vivere la ripresa di Castiadas Ilva Maddalena tra poco. Di nuovo in diretta dall'Annunziata di Castiadas per il secondo tempo di Castiadas Ilva Maddalena, 2-2 dopo i primi 45 minuti che sono stati assolutamente elettrizzanti, una partita che ha avuto pochissime pause ma soprattutto ha vissuto
sul botta e risposta, che per 2 volte ha fatto maturare appunto il 2 pari. Attenzione al Castiada, subito avanti, il pallone è messo fuori da Spagnolo, poi Fusco a prolungare in fallo laterale. Vuole partire forte il Castiadas, che è riuscito. Fusco, c'è l'intervento irregolare da parte di Cordeddu e calcio di punizione dunque in zona difensiva per l'Ilva. Grazie. Attenzione a Siazzu in aria, la palla toccata, parata di Deliperi, poi il tocco, la porta è vuota e para ancora il portiere del Castiadas. Occasione colossale per l'Ilva, che ha davvero sfiorato il 3-2. Siazzu prima fermato da Deliperi, poi la palla che è uscita dall'area piccola, il tocco da parte di Spina, se non abbiamo visto male, e Deliperi ha praticamente trovato la palla tra le sue mani. Attenzione perché va a terra ancora Fusco come in precedenza, e ancora fallo fischiato all'attacco. Fusco molto dolorante, l'arbitro chiama subito l'intervento della panchina. Speriamo insomma che per il numero 3 non sia nulla di grave. Si scalda per il Castiadas Umberto Festa. Potrebbe essere lui la prima mossa di mister Graziano Mannu. Umberto Festa, esterno offensivo, giocatore con grande qualità tecnica, attaccante, in grado soprattutto a partita in corso di creare superiorità, di dare una scossa al Castiadas. E si riparte con il rinvio di Marzeddu. Rilancio da parte della difesa del Castiadas, insegue la palla Spagnolo, ha cambiato i suoi esterni a Ciaro, mettendo a destra Fusco, a sinistra Capitan Spagnolo. Fusco che in questo inizio di secondo tempo è stato protagonista di 2 interventi fallosi ai suoi danni. Però insomma nessun problema per lui, che era andato a terra entrambe le volte con tanto di urla. Protegge l'uscita della sfera adesso Di Gennaro, rimessa affidata a Spagnolo. Tutta lungolinea a cercare Orecchioni, l'autore del 2-2. Grandi proteste da parte del Castiadas per una posizione di fuorigioco da parte di Siazzu in occasione del pareggio. L'abbiamo rivista anche nell'intervallo, con tanti tifosi che si sono assiepati qui a ridosso della nostra postazione, davvero millimetrico qualora ci dovesse essere l'offside di Gianluca Siazzu. Insomma, non ci sentiamo di colpevolizzare il direttore di gara Diego Peloso di Nichelino, perché la chiamata era comunque molto complicata. Non era, questo l'abbiamo rivisto, non era sicuramente fuorigioco, in fuorigioco Orecchioni, che sul servizio appunto di Siazzu ha firmato il 2-2. Io vi ricordo che tutte le situazioni di gioco, tutte le azioni le potete rivedere in presa diretta semplicemente tornando indietro con il cursore del vostro player, quindi potete gestire autonomamente la vostra personale moviola seguendo in diretta su directasport.it con il pacchetto di diretta esclusiva questo gran bel match del campionato di eccellenza. Attenzione all'Ilva in attacco, la battuta direttamente verso la porta di Deliperi, che blocca da parte di Siazzu, poi Spina di testa manda in avanti ancora questo pallone, salta Masi, controlla il difensore del Castiadas Vita. Ancora questo ping pong, partita che come abbiamo detto più volte nel primo tempo ha visto i 2 centrocampo saltati dalle 2 squadre. Attenzione a questa grande imbeccata di Usai per Borrozzu, anticipato dalla difesa, ed è calcio d'angolo. Ha rischiato l'autogol l'Ilva qui con Borrozzu ben imbeccato dal piede come sempre molto molto invitante di Alberto Usai. Si è chiusa la cerniera formata da Di Gennaro, Spagnolo e Dombrovskis. Rimane comunque in attacco il Castiadas con il calcio d'angolo.
affidato al piede destro di Mattia Cordeddu. Parte lui, palla sul primo palo, la palla che sbuca dalle parti di Marzeddu, batte arrivati e poi c'è fuorigioco, c'era anche fallo ai danni di Marzeddu, in ogni caso era in fuorigioco Porru e quindi il gol era comunque irregolare. Non si può parlare ovviamente di gol annullato perché la scorrettezza era stata quella di Borrozzu ai danni di Marzeddu. Carrus all'indietro per Usai, poi non trova lo spazio ancora in profondità Usai. È chiaro che le azioni offensive passano spesso dai piedi di Usai e Carrus, che però hanno fatto un po' fatica a trovarsi, talvolta anche si sono anche pestati i piedi perché Carrus non rimane insomma in posizione di centromediano metodista, ma va a schiacciarsi sulla tre quarti nel 4-2-3-1 di Mannu e non sempre è arrivata fluidità. Lo stesso Usai ha cercato anche di cambiare posizione nel corso della partita, svariando a destra e a sinistra, ma soltanto a sprazzi i giocatori più talentuosi del Castiadas sono riusciti a mettere al servizio di Borrozzu palloni invitanti. Poco fa ci ha provato Usai, ma la difesa si è chiusa in extremis. Borrozzu che ha siglato il secondo gol del suo campionato, il gol del 2-1 che sembrava poter togliere un po' di pressione al Castiadas, poteva incanalare la partita sul binari favorevoli alla squadra biancoverde. Invece non è stato così, perché è arrivato un altro pareggio immediato, stavolta di Orecchioni. Battuta di Carrus, mette fuori Masi, quindi Spina che controlla male e poi regala di nuovo la palla a Jonathan Vita, che a sua volta però lancia a casaccio dalle parti di Mattia Marzeddu, che stoppa di petto e controlla serenamente la ripresa del gioco. Andrà probabilmente con il rilancio lungo Marzeddu perché ci sono gli attaccanti del Castiadas in agguato, e sul pressing di Borrozzu poi va a prendere la palla tra le mani e poi cede a Dombrovskis. Lancio lungo a cercare Siazu, che era in posizione di fuorigioco, e comunque è intervenuto Carboni, quindi Pinna che si sgancia sulla destra. Non c'è fallo ai suoi danni, c'è fallo laterale per il Castiadas che rimane in proiezione offensiva. Direi che il tema del match non è cambiato. Castiadas sa cercare di fare la partita, però Ilva sempre molto molto pericoloso in fase di ripartenza, molto bravo a distendersi, a trovare il passaggio quasi immediato per gli attaccanti, ben imbeccati bisogna dirlo, sia da Spina sia da Orecchioni. Attenzione però a questo bel cambio di gioco per Porru che entra in area di rigore. Porru davanti al portiere, Porru diagonale, il gol di Borrozzu, il 3-2 del Castiadas che torna nuovamente avanti. Terzo vantaggio del Castiadas con Antonio Borrozzu, ancora un tap-in a porta vuota, 3 gol praticamente identici per il Castiadas e Borrozzu non perdona. Anche qui ci sentiamo dire la posizione era regolare da parte degli attaccanti del Castiadas. Bel cambio di gioco per Porru che stavolta ha controllato bene, è entrato in area, è riuscito a battere l'avversario diretto, ha battuto in diagonale, palla che danzava davanti alla porta sguarnita, e Borrozzu, da grande attaccante quale, non ha sbagliato. Doppietta per lui, terzo gol in campionato, terzo gol del Castiadas che dunque va sul 3-2 e vedremo, adesso la domanda è d'obbligo, se l'Ilva Maddalena avrà ancora la forza di reagire, la forza di rispondere immediatamente al gol dell'Ilva. Nel primo tempo ha dimostrato di non abbattersi, vediamo se avrà le forze mentali e fisiche per riversarsi di nuovo dalle parti di Deliperi. Castiadas che invece deve cercare di stringere nelle sue mani questa partita. Ha protestato Marzeddu in occasione del gol di Borrozzu, chiedeva probabilmente un fuorigioco che però non è stato ravvisato. A terra Carrus, poi vince il duello in mezzo al campo Carboni, ancora in attacco il Castiadas, Spagnolo deve spazzare, in difficoltà adesso il club biancoceleste. Non mollano invece i tifosi dell'Ilva Maddalena, numerosi, rumorosi, qui al seguito della squadra di Acciaro, che cerca dunque la riscossa. Ma attenzione al Castiadas ancora in avanti, il cross con l'esterno, palla che sfiora la traversa, poi Cordeddu la rimette in mezzo, Usai controlla con l'esterno destro, interviene Fusco, mette fuori Dombrovskis, ma si rimane nell'area dell'Ilva.
Cross di esterno da parte di Carboni, la palla ha quasi lambito la traversa sul cross che poi è stato raccolto dalla parte opposta da Cordeddu. Non è riuscito a battere a rete Alberto Usai, che ha cercato invece di controllare con l'esterno. E si riparte dalla rimessa laterale in favore del Castiadas. Cerca subito la conclusione Carboni. Blocca Marzeddu. Il fallo adesso ai danni di Pinna, non viene ammonito. 0 cartellini nel corso del match fino a questo momento. Peloso che ha comunque condotto bene la gara, al di là delle proteste del Castiadas per il presunto fuorigioco di Siazzu in occasione del gol del 2-2. Attenzione perché si addormenta Carrus, non paga dazio perché il Castiadas rimane in possesso della palla. Poi il tocco all'indietro da parte di Aramu. Vita, palla raccolta da Dombrovskis, quindi Oluvalogbon. Spagnolo a inseguire questa palla, interviene Di Gennaro. Attenzione perché l'Ilva ha perso un po' le distanze, adesso si sta un po' disunendo dopo aver subito il gol del 3-2. Castiadas che sembra in controllo dell'operazione. Oluvalogbon gli soffia il pallone letteralmente Mirko Carboni e riparte a sinistra il Castiadas con Porru. Sta salendo di tono in questo secondo tempo, mentre non era stato granché efficace nel primo tempo, sbagliando qualche controllo di troppo. Affidata a Michael Mura. Carrus, Borrozzo di testa con tutto il suo fisico, quindi la palla protetta da Usai che va fuori da Carrus che cerca subito il destro. La palla ancora per Cordeddu di prima intenzione, palla che attraversa tutta l'area e termina in fallo laterale, troppo lunga. Si salva in questo caso l'Ilva. Cordeddu, attenzione perché la palla sul destro, il diagonale, l'aspetta lì Marzeddu e blocca serenamente. Si continua a scaldare Umberto Festa, che dovrebbe essere la prima mossa di Graziano Mannu. Vedremo anche quella che sarà la sua scelta, perché insomma dovrà ridisegnare un po' l'attacco qualora dovesse decidere di inserire Festa. Salvini, arriva dentro il campo Salvini che si è acceso a fasi alterne. Spina trova il taglio di Siazzu, palla buona, Siazzu cerca di girarla direttamente in porta, era comunque in posizione di fuorigioco Siazzu, attaccante di grandissimo livello, lo ricordiamo tra le altre cose nell'Olbia, una delle bandiere dell'Olbia, grande rivale dei tifosi della Torres per esempio. Siazzu odiato in quel di Sassari appunto per essere un simbolo del club bianco gallurese, e negli ultimi anni Siazzu che tra promozione e eccellenza ha fatto il bello e il cattivo tempo con le varie maglie che ha indossato, e nell'Ilva dopo l'annata da protagonista l'anno scorso con la promozione in eccellenza, quest'anno è rimasto e si cimenta nuovamente con il massimo campionato regionale, e attorno a lui davvero ruotano un po' le vicende del club maddalenino. E Acciaro intanto manda a scaldarsi tutti gli effettivi della sua panchina, una panchina giovanissima perché come abbiamo detto prima ci sono 5 giocatori classe, ce ne sono c'è un 96, un 97, un 98 e 2 99, quindi insomma tutti under coloro che fanno parte della panchina dell'Ilva, a parte Dante Volante e Luca De Santis, sono gli unici 2 over dell'Ilva.
panchina che si scalda in questo momento proprio sotto la nostra postazione. Si gioca adesso il lancio ancora in verticale a cercare Porru, che prova a controllare di testa, poi viene anticipato da Masi, quindi tocca Porru ancora in profondità per Usai, che prova a prendere posizione contro Dombrovskis. Dombrovskis però vince il duello fisico con il numero 10 cagliaritano, quindi Spina lungolinea fermato da Carboni, e c'è calcio di punizione a metà campo. Sì, Ilva Maddalena adesso in evidente difficoltà, non riesce a distendersi, non riesce a sviluppare gioco, e Castiadas che pur non avendo, almeno questa è un'impressione, la partita in mano, dimostra comunque di avere più campo, più freschezza, e ovviamente il vantaggio ha liberato ulteriormente un po' le spalle dei biancoverdi. Dombrovskis interviene, mette la palla in calcio d'angolo, si rammarica Dombrovskis perché comunque c'è una buona opportunità per i biancoverdi con Cordeddu che andrà con il destro a uscire. Va Cordeddu, la palla in mezzo, salta Carrus, la schiaccia e manda la palla alta. Altra occasione per il Castiadas con Davide Carrus, che di testa ha schiacciato tutto solo, lasciato liberissimo dalla difesa dell'Ilva, e ha mandato la palla alta, palla che ha battuto proprio davanti a Marzeddu. Grossa opportunità per Davide Carrus, che sicuramente non ha nel colpo di testa l'arma principale del suo repertorio, però ha rischiato tantissimo in questo caso l'Ilva. Salta Spagnolo, quindi Olovalogboň anticipato da Borrozzu. Pinna, ancora Carrus a giocare, poi si gira sul sinistro e cambia gioco. Ovviamente grande metronomo Davide Carrus, che ha dettato tempi a palcoscenici ben più nobili di questo, ma insomma si è calato perfettamente nella realtà e anche oggi sta facendo vedere tutto quello che è il suo repertorio. Attenzione perché Olovalogboň viene attaccato al limite dell'area bianco-verde, perde palla, c'è fallo da parte del numero 4 biancoceleste, c'è dunque calcio di punizione ai 25 metri per il Castiadas in posizione centrale. Primo monito della partita Olovalogboň, è posizione molto molto invitante per Davide Carrus, ma anche per Alberto Usai. Ovviamente qua, come sempre accade quando nelle squadre ci sono grandi tiratori e grandi giocatori in generale, bisogna un pochino fare la conta, perché c'è anche Borrozzu che vorrebbe andare a prendersi questa palla, ma a quanto vediamo sembra che Carrus abbia mandato via tutti. Davide Carrus con il destro, nessun compagno attorno a lui, e quindi via Borrozzu, via Usai, che vanno a prendere posto in zona barriera. 25 metri, posizione centrale, con il pubblico di casa che ha l'acquolina in bocca di fronte a questa ghiotta occasione. Parte Carrus, palla che gira, Marzeddu, plastico, si tuffa. Posizione non troppo insidiosa per Marzeddu, molto lenta e nemmeno troppo angolata. Marzeddu bravo a tuffarsi, a bloccare anche la sfera in tuffo plastico, come si suole dire anche per i fotografi. Orecchioni di Gennaro a cercare Salvini, quindi il tocco in profondità per Borrozzu, che non arriva su questa palla. C'era anche posizione di offside per il bomber di Orani. 17 minuti in questo secondo tempo, 3-2 per il Castiadas, la successione dei gol. Ricordiamo il vantaggio del Castiadas con Usai, quindi il pareggio immediato di Salvini al 10° del primo tempo, e poi il nuovo vantaggio del Castiadas con Borrozzu, pareggio di Orecchioni, e poi il 3-2 di Borrozzu a inizio ripresa. Spagnolo apre per Orecchioni, è tutto solo però in una zona anche piuttosto critica, rischia di perdere palla, infatti la perde, la riconquista Carrus, che va a cercare Porru. Buona la diagonale di Fusco, che appoggia di testa per Marzeddu, ma ormai nel secondo tempo si gioca soltanto nella metà campo del Castiadas. Rinvio lungo di Marzeddu che trova Siazzu,
tanto per cambiare. Siazzo a proteggere questa palla proprio davanti ai suoi tifosi, colpo di tacco splendido di Siazzo a cercare i compagni, siamo in area di rigore, poi prova ad andare via Orecchioni, cade a terra, chiede un intervento da parte del direttore di gara che però non arriva, il rilancio a cercare Usai che palleggia, qui cincischia troppo, ma c'è il fallo di mano da parte di Spina. Ed arriva adesso il cambio, il primo cambio di questa partita. L'opera, come già era previsto, Graziano Mannu che toglie dal campo Cordeddu e inserisce Umberto Festa. Dunque non cambia nulla dal punto di vista tattico, perché sono due giocatori comunque simili. Probabilmente Festa ancora più offensivo, ancora più tecnico per quanto riguarda appunto le caratteristiche. Festa va a posizionarsi sulla sinistra con Porru che invece viene qui sulla fascia destra, qui davanti appunto alla nostra postazione. Dunque 4-2, 4-2-3-1 del Castiadas che rimane molto offensivo, con Usai a supporto di Borrozzo, Carboni e Carrus in mezzo al campo. Proprio il cross di Porru per Borrozzo che addomestica con il sinistro, calcia con il destro, palla fuori di meno di un metro alla sinistra di Marzeddu, che comunque sembrava controllare l'uscita della sfera con tranquillità. Rinvio lungo per Marzeddu, perché la difesa bianca-azzurra è sostanzialmente pressata da tutta la prima linea bianco-verde, e quindi il rinvio di Marzeddu a cercare il colpo di testa di Orecchioni che non arriva quello di Pinna, salta in spaccata Carboni, e allora Spina, posizione di mezzala destra, ancora Spina che prende campo, non ha compagni vicini, riesce a servire in qualche modo Salvini, è chiuso spalle alla porta Salvini, Castedas che ha preso le misure molto bene all'Ilva. Oluvalogbon cerca ancora un passaggio in profondità, la linea di passaggio però chiusa molto bene da Carboni, riparte Usai che lancia a Borrozzo, la posizione è regolare, si invola verso l'area di rigore Borrozzo che poi tocca per la corrente Festa, ancora Festa, va a terra e c'è calcio di rigore subito, decisivo Umberto Festa appena entrato in campo. L'avevamo detto, è un giocatore che ha enorme qualità tecnica, è giocatore che sullo stretto sa andare con grandissima efficacia. Bravissimo Borrozzo, lanciato in profondità, contropiede perfetto. Borrozzo qui si è lanciato verso la porta, ha trovato la corrente Festa, e Festa con un passo ha lasciato là l'avversario ed è andato a terra. Rigore netto subito, davvero una mossa azzeccatissima quella da parte di Mannu. Calcio di rigore affidato a Davide Carrus, avrebbe voluto tirarlo Festa, avrebbe voluto tirarlo Borrozzo che l'ha tolto a Festa, però è arrivato Carrus a mettere d'accordo tutti, a dire questa lo tiro io. Parte Carrus e para Marzeddu e tiene in vita l'Ilva. Rigore sbagliato e bruttissimo rigore battuto da Davide Carrus che insomma si è preso la responsabilità e ha sbagliato. Bruttissimo rigore calciato da Davide Carrus. C'è un altro cambio, adesso lo opera l'Ilva Maddalena con Oluvalogbon, autore di un'ottima prestazione a mio avviso, che lascia il campo, e al suo posto è pronto Dante Volante con il numero 18. Fuori anche ovviamente Marzeddu, al suo posto De Mattia, cambio del portiere obbligatorio per appunto poter schierare Dante Volante per via delle norme sui fuori quota. No, forse no, rimane Marzeddu in porta? Sì, rimane Marzeddu in porta, sembrava dovesse uscire, in realtà no, rimane Marzeddu in porta, quindi ritiriamo quello che abbiamo detto. C'è Dante Volante in attacco assieme a Siazzu, con Salvini che va a sinistra e a destra gioca Orecchioni, con Masi e Spina in mezzo al campo. Attenzione a Festa che si sgancia sulla destra, ancora Festa in aria contro Spagnolo, stavolta non c'è fallo, rimane in piedi Festa e poi c'è fallo. Attenzione perché si scaldano un po' gli animi, perché Festa è andato a muso duro con Di Gennaro. Adesso c'è polemica con un po' tutti contro tutti. C'è Spagnolo molto arrabbiato con l'assistente, e poi Festa che è andato a muso duro con Di Gennaro. Siazzu che va a sua volta da Festa. C'è calcio di punizione comunque
per il Castiadas, insomma momento di confusione perché Festa era andato via, era andato a terra, poi si è rialzato subito, sembrava che l'arbitro avesse lasciato correre, invece è arrivato il fischio in ritardo. Calcio di punizione lo batterà Usai, adesso vanno a parlamentare ancora Di Gennaro e Festa, arriva anche Siazzu. Rabbia in casa Maddalenina per questo calcio di punizione, che è comunque molto pericoloso alla luce dei grandi tiratori che ha il Castiadas. Punizione adesso affidata ad Alberto Usai. Castiadas che poteva probabilmente chiudere la partita, invece il calcio di rigore sbagliato in malo modo da Carrus, che ha calciato debolmente e neanche troppo angolato, proprio come la punizione precedente. E comunque bravissimo Marzedo, autore di una grande partita. Parte Usai, la battuta sul secondo palo, salta di testa, la palla è lì e si mangia un gol già fatto Borrozzu, che poteva siglare la sua tripletta e siglare il quarto gol di questa partita del Castiadas a porta vuota, e invece praticamente ha tolto dalla porta il colpo di testa di Pinna, che è andato vicinissimo al gol del 4-2. Castiadas che però nel secondo tempo sta assolutamente legittimando il suo vantaggio, la sua superiorità. Secondo tempo praticamente a senso unico. Era iniziata la ripresa con Siazzu vicino al gol del 3-2 per l'Ilva, invece il Castiadas ha progressivamente ma in maniera netta preso campo e insomma il secondo tempo direi che non ha avuto storia fino a questo momento, ma comunque c'è ancora tanto da giocare. Si gioca da 25 minuti scarsi e il punteggio è di 3-2 col Castiadas che poco fa ha sfiorato il 4-2, ha soprattutto sbagliato un rigore qualche minuto fa con Davide Carrus. Insomma ce n'è abbastanza per dire che il Castiadas sta meritando la vittoria, ma insomma l'Ilva, visto nei primi 45 minuti, aveva dato prova di grande lungolinea di grande capacità di impensierire i biancoverdi. Attenzione a questa azione che può essere molto pericolosa, perché Salvini sulla sinistra trova sulla lungolinea Siazzu ed è bravissimo Deliperi a uscire a valanga su Siazzu. Probabilmente una pallonata nelle zone nobili per Deliperi, che è uscito a valanga a chiudere il muro davanti a Siazzu. E abbiamo detto Ilva che sembrava ormai un po' alle corde, invece è bastato un break in mezzo al campo per trovare ancora una volta Siazzu, giocatore ancora davvero alla sua età ma con qualità clamorose, qualità infinite, ancora decisivo in un campionato di eccellenza. Ilva Maddalena totalmente aggrappato alle spalle di Gianluca Siazzu, attorno al quale gli altri giocatori insomma cercano di mettersi in luce, cercano soprattutto di impreziosirne il lavoro. E seguiamolo questo calcio d'angolo affidato proprio a Gianluca Siazzu con il sinistro, la palla a uscire sul secondo palo, non ci arriva Orecchioni e termina in fallo laterale. Si è ripreso senza troppi problemi Deliperi, che probabilmente aveva subito una pallonata al momento dell'intervento a valanga su Siazzu. Io vi ricordo su directasport.it tanti altri appuntamenti, ovviamente il programma degli highlights del campionato di Serie D con tutte le immagini del girone G, quello dove sono impegnate le 7 formazioni sarde, quindi insomma vedremo nelle prossime ore tutte le immagini relative alle sfide di giornata. Ci sono sfide molto importanti sia per la testa sia per la coda della classifica, anche se siamo soltanto all'inizio della stagione, e poi tanti altri eventi, un po' di tutte le discipline nella casa dello sport sardo. Attenzione perché Porru va a mettere in mezzo questa palla, blocca Marzeddu, ha tenuto bene nell'1 contro 1 Capitan Spagnolo, quindi riparte l'Ilva con Salvini, adesso a tutto campo, gioca da ala sinistra dopo l'ingresso di Dante Volante. Sulla destra c'è Orecchioni, la palla proprio per Volante in area di rigore, lato corto, Volante che mette in mezzo questa palla, mette fuori la difesa che esce con Festa. Volante che una settimana fa aveva sbagliato un calcio di rigore contro il Tortolì, chiamato in causa a partita in corso. A metà ripresa, dopo il 3-2 da Acciaro, attenzione a Porru che cerca di accentrarsi, l'intervento è regolare da parte di Diego Di Gennaro, che si sgancia anche senza palle, va a ricevere da Spina, ancora Di Gennaro, si è liberato Siazzu in posizione però di fuorigioco, quindi Salvini anticipato da Vita che adesso si sgancia, sono saltati gli schemi, squadre lunghissime ora. Può succedere davvero di tutto. L'Ilva sta spingendo, sta cercando con il massimo sforzo di trovare il pareggio. Castiadas che non riesce ad avere
però invece la fermezza appunto dei nervi, la fermezza delle sue idee per rimanere compatto si sta un po' allungando e si sta aprendo alle iniziative dell'Ilva. È chiaro che poi col passare dei minuti ci sia anche tanta stanchezza, un po' di lucidità in meno. Verticalizzazione poco fa per Siazzu in posizione comunque di fuorigioco, palla che però era troppo lunga ed era stata bloccata da Deliperi. Sta per arrivare anche il secondo cambio di Mannu, spagnolo. Andava avanti questa palla, salta Carrus, poi salta Masi. Dombrovskis, anticipare di testa a Festa, c'era posizione di fuorigioco, sbandiera il guardalinee ma si va avanti perché ovviamente la palla è per l'Ilva. Orecchioni non ha compagni da servire, deve fermarsi, non aveva accompagnato Fusco. Spina all'indietro per Spagnolo, prova a ragionare adesso l'Ilva, tutto dietro il Castiadas. Salvini ancora con il destro, palla per Masi, cerca di liberarsi, apre ancora a destra per Fusco ma è chiuso bene il Castiadas, si è sistemato tutto all'indietro con Borrozzo unico là davanti, lancio poi in profondità che Deliperi controlla senza problemi. Bene qui in difesa il Castiadas che è riuscito a riorganizzarsi. Rilancio di Deliperi lunghissimo, non salta Borrozzo, spinto probabilmente da Dombrovskis, la palla però è del Castiadas, lancio lungo a cercare Festa, è andato a terra Fusco. Rimane a terra Fusco che accusa una botta subita da Festa, i due si scambiano qualche parola. Si gioca, Peloso non è intervenuto. Spina di tacco, rischioso, l'intervento durissimo da parte di Masi, attenzione, qui è giallo ma ha rischiato il rosso Masi. Intervento molto duro, piede che è sembrato a martello su Davide Carrus, arriva il giallo per Masi, secondo ammonito della partita. Si è allungato la palla a Masi, è arrivato in anticipo Carrus. Intervento molto duro, molto pericoloso. Se l'è cavata qui Masi con il giallo. Arriva il cambio, adesso sì, il cambio del portiere per l'Ilva con De Mattia al posto di Marzeddu, che però non capiamo se stia cambiando i guanti o meno. Insomma c'è un po' di movimento davanti alla panchina dell'Ilva. Intanto c'è un cambio per il Castiadas, che sì, ecco, arriva il cambio del portiere per l'Ilva con De Mattia al posto di Marzeddu, classe 97 De Mattia, mentre per il Castiadas è entrato Andrea Marongiu, classe 99 al posto di Porru. Anche qui non cambia nulla dal punto di vista tattico. E Ilva che fa entrare anche per l'ultimo cambio Luca De Santis al posto di proprio di Masi. Appena ammonito Masi, fuori. Dunque il numero 7 esaurisce i cambi a Ciaro, inserendo gli unici due over della sua panchina, più il terzo cambio, il portiere appunto Simone De Mattia, classe 97. Due cambi invece per il Castiadas, che aveva fatto entrare Festa e adesso ha fatto entrare anche Andrea Marongiu. Un cambio ancora a disposizione per Manno, che però non sta facendo scaldare nessuno, evidentemente anche qualche problema fisico per Sias e Idrissi, senza dimenticare che ovviamente ci sono anche le norme sull'utilizzo dei fuori quota che limitano l'impiego dei tanti giocatori esperti del Castiadas. Adesso Di Gennaro va dritto sull'uomo, dritto su Festa. Calcio di punizione per il Castiadas, pronto a batterlo Umberto Festa, con Andrea Marongio che si apre a destra.
Ha munito anche Di Gennaro, Festa che davvero ha avuto un grande impatto nella partita e quello era l'intento di Graziano Mannu, quello di inserire Festa per dare imprevedibilità, dare cambio di passo, e bisogna dire che l'ex La Palma e Ferrini ha dato davvero un grande apporto. Parte Festa, palla che batte davanti a De Mattia in 3-4 tempi. De Mattia riesce a bloccare la sfera, punizione molto insidiosa da parte del numero 13 del Castiadas. Ed eccolo dunque che si va a scaldare Christian Sias, partito dalla panchina. L'ex San Teodoro, grandissimo protagonista della promozione in Serie D del San Teodoro nella scorsa stagione. Christian Sias arrivato qui alla Castiadas per provare a vincere il campionato di eccellenza. Spagnolo per Salvini. Spina rischia in mezzo al campo, vince il duello con Carboni, apre a destra per Orecchioni che prova ad andare via, ancora Orecchioni va a terra, anzi no, si trattava di Luca De Santis, va a terra, viene fermato molto bene da Michael Mura che ha giocato una partita di grande sostanza sulla sua fascia. Castellas che dalla sua parte ha sofferto ben poco, a differenza invece del lato destro dove nel primo tempo l'Ilva, lato destro del Castiadas, dove l'Ilva ha creato non pochi pericoli. Carrus a cercare ancora Alberto Usai che tiene troppo la palla, va a terra, non c'è fallo, apertura a cercare Salvini e poi il rilancio dalle parti di Spagnolo. Non ci sono giocatori del Castiadas, si gioca da 35 minuti, ultimi 10 di questo secondo tempo più recupero. Ilva che ha ancora tempo per cercare il gol del 3-3. Castiadas avanti 3-2 grazie al gol siglato da Borrozzu nel secondo tempo, doppietta per Borrozzu, 3-2 dopo che il primo tempo era terminato 2-2, ma Castellas che ha sciupato tante opportunità per andare sul 4-2, ancora a terra, arriva il rosso per Spina, espulso Matteo Spina, tanta rabbia adesso da parte dei giocatori dell'Ilva, si innesca anche una mezza rissa con Siazzu che va a portare via Usai, si accende un altro capannello, rosso diretto per Matteo Spina che non era già ammonita. Attenzione perché anche Marongiu viene portato via dai compagni, in particolare da Pinna. Castiadas che ovviamente non ha interesse ad accendere gli animi, a prendersi altri cartellini, tutti i cartellini per il momento sono stati per l'Ilva. Spina è intervenuto duramente, l'intervento non mi è sembrato clamoroso, mi è sembrato molto più duro quello di Masi in precedenza che era stato punito solo col giallo. Ale! Alessio! Ale! L'hai espulso, fai da bravo! Ilva in 10 dunque, espulso Spina e adesso si fa ancora più dura, si fa ancora più dura per la formazione maddalenina che sta cercando di pareggiare questa partita, ma insomma adesso in 10 e con un'evidente difficoltà che insomma avevamo riscontrato per tutto questo secondo tempo. È una salita molto irta per i ragazzi di Sandro Acciaro. Non riesce adesso il Castiadas a uscire dall'angolo, ma rimane comunque in zona d'attacco, protegge palla volante, c'è fallo netto qui da parte di Jonathan Vita. Dovrebbe esserci il cambio, ma non è pronto Sias.
e quindi si gioca lancio lungo. Attenzione perché arriva Deliperi con una mano, toglie la palla dalla testa di Siazzu, c'è comunque posizione di fuorigioco ed è pronto a entrare dunque Sias. Vedremo quella che sarà la mossa di Graziano Mannu. Intanto è tutta fondamentalmente diversa l'elenco della panchina del Castiadas, perché i numeri di maglia non corrispondono appunto a quelli che poi sono effettivamente indossati dai calciatori. Comunque esce Borrozzu dal campo, al suo posto appunto Christian Sias, in precedenza è entrato Alessio Marongiu, non Andrea Marongiu, entrambi sono classe 99, è entrato Alessio Marongiu con Mannu che lo ha schierato sulla destra. Tantissimi applausi per Christian Sias che va a schierarsi come prima punta con Alberto Usai a supporto, Festa a sinistra e Alessio Marungio a destra. C'è il fallo da parte di Sias ai danni di Gennaro. Spagnolo gioca questa palla a Orecchioni, lancio lungo a cercare Siazzu, il lancio è invitante, attenzione perché Siazzu in aria riesce a controllare solo Siazzu, parata di Deliperi, la palla è ancora lì, area di rigore il sinistro, para ancora Deliperi e poi volante anticipato da Vita, pericolo clamoroso per il Castiadas che dal nulla ha rischiato di subire il pareggio. È stato decisivo qua Deliperi, ma difesa che ha dormito e non poco sul lancio lungo a cercare Siazzu che ha avuto il tempo di controllare, battere a rete, trovare Deliperi e poi un'altra opportunità a centro area per, se non abbiamo visto male, De Santis che ha calciato quasi a botta sicura, si è salvata il Castiadas, protagonista Simone Deliperi in questa circostanza, un'azione simile a quella che nel primo tempo c'era stata invece a parti invertite con Marzeddu che si era salvato, ma insomma davvero grande dormita qui da parte della difesa. Si gioca da 41 minuti nel secondo tempo, 3-2 per il Castiadas che deve cercare di chiudere la partita o comunque di tenere lontano l'Ilva, ma abbiamo visto l'Ilva non molla e sta fino alla fine cercando questo pareggio. Cade a terra Sias, vediamo se la punizione viene data al Castiadas. Punizione per il Castiadas, sembrava che potesse esserci il calcio in punizione invece per l'Ilva, perché Sias era caduto sul pallone e aveva sostanzialmente trattenuto lo stesso. Attenzione a Sias, lato corto, mette in mezzo questa palla, non riesce però a creare pericolo, esce bene De Mattia. Vita di testa, apre a sinistra, arriva De Santis, poi in anticipo Mura a mettere questa palla in fallo laterale. Dombrovskis riparte da dietro l'Ilva con Di Gennaro, adesso gioca ancora la palla il numero 5, l'apre sulla destra per Fusco, quindi Orecchioni controlla molto bene, poi Carboni, autore di un'ottima partita Carboni, stavolta però viene anticipato da De Santis, l'1-2 tra De Santis e Dombrovskis che mette in mezzo, blocca senza problemi Deliperi che poi manda direttamente la palla fuori per permettere che venga soccorso proprio Carboni, se non abbiamo visto male. Anzi no, si tratta di Mura che rimane a terra zoppicante, ora si rialza, non c'è bisogno dell'ingresso dello staff sanitario. Ultimi minuti regolamentari di questo secondo tempo, chiuderemo subito la nostra diretta qui da Castiadas e vi rimandiamo chiaramente a directasport.it per tutti
i contenuti relativi al calcio sardo, al calcio di Serie D, ma tutte le altre discipline che animano anche in questo weekend la casa dello sport sardo, directasport.it. Seguiamo però questo finale molto molto interessante, perché la partita è assolutamente in bilico. 3-2 per il Castiadas sull'Ilva Maddalena, il tentativo di volante che però non trova lungolinea i compagni. Tunnel da parte di Usai che se ne va. Usai, il tocco sulla destra per la corrente Festa che è in posizione di fuorigioco. Interviene Spagnolo. Aveva messo in calcio d'angolo Spagnolo, c'è comunque fuorigioco di Festa. De Mattia per Di Gennaro. Ancora Spagnolo. A terra Spagnolo, proteste ovviamente da parte dell'Ilva perché chiedevano qualche cartellino anche ai danni di biancoverdi, solo cartellini ai danni dei biancocelesti in questo pomeriggio. E Di Gennaro va a mandare la palla direttamente in aria, colpisce la sfera Vita che manda fuori. Attenzione al contropiede del Castiadas, tocco di esterno di Usai per Sias che si lancia 1 contro 2 in area di rigore. Sias mette in mezzo, c'è Di Gennaro che fa buona guardia e spazza. Adesso squadre lunghissime, sbaglia il controllo Orecchioni. Usai di testa, illuminante per Carrus che ha tutto lo spazio del mondo, prende la mira, sbaglia, palla che danza e c'è il gol, ma è fuori gioco di Carboni. Fuori gioco che c'era anche qui in linea con la nostra postazione. E si rimane sul 3-2. Tendiamo la segnalazione del recupero da parte del signor Peloso. Carrus, spazi enormi ora per il Castiadas in contropiede. Un paio di volte abbiamo visto Usai che ha mandato in porta i compagni, come adesso Sias si addormenta, ritarda la battuta Sias. Attenzione perché Sias è rialzato, ha dato una manata a Dombrovskis e occhio perché potrebbe arrivare qualche cartellino. Eh sì, c'è il rosso in mano da parte di Peloso che infatti manda fuori Sias e forse anche Dombrovskis, vediamo un po'. No, giallo per Dombrovskis, rosso per Sias. Davvero ingenuo qua Christian Sias perché ha tardato la battuta a rete, ha rallentato la battuta, ha preso una botta. Attenzione perché Sias e Dombrovskis si stanno ancora beccando. Sias non lascia il terreno di gioco. 10 contro 10 adesso. Dicevamo molto ingenuo Sias perché è andato a terra, ha recriminato e poi quando i giocatori dell'Ilva sono andati a invitarlo a rialzarsi ha reagito con una manata al volto di Dombrovskis. Inevitabile il cartellino rosso, dunque Sias paga dazio con il cartellino rosso, raggiunge gli spogliatoi anticipatamente. Pronto al rinvio De Mattia. Di Gennaro non trova il controllo Festa. Siazzu cerca il cross, palla deviata, sarà calcio d'angolo, tutto avanti adesso l'Ilva. Siazzu col sinistro, dal suo sinistro a rientrare era arrivato il gol del pareggio di Salvini. Parte Siazzu, palla che arriva lì, il colpo di testa e la palla termina fuori, mani nei capelli per i giocatori dell'Ilva perché davvero se l'è vista brutta qui Deli Peri, palla che ha danzato a fianco al palo di sinistra. Grandi recriminazioni per l'Ilva, vicinissimo al 3-3, ma davvero Castiadas che questa partita non l'ha voluta assolutamente chiudere e fino alla fine deve sudare per avere i 3 punti agognati per salire a quota 8 in classifica. Rimessa affidata a Mura che si prende tutto il tempo del mondo per
battere questa rimessa laterale. Carrus cercare Usai troppo lungo, Dombrovskis all'indietro per De Mattia direttamente lungo a cercare De Santis che non riesce a controllare, poi va a commettere probabilmente fallo, infatti è così ai danni di Mura, e sono secondi preziosissimi che passano per il Castiadas. Il rilancio di Deli Peri, salta Festa con Dombrovskis, c'è fuori gioco di Festa, calcio di punizione per l'Ilva e finisce qua, vince dunque il Castiadas che batte 3-2 l'Ilva Maddalena al termine di una partita vibrante, intensissima, una partita che davvero non ha mai smesso di regalare emozioni. È tutto da Fabio Frongia, da Mauro Farris, rimanete su directasport.it per tutti gli appuntamenti legati allo sport sardo.